Radio Veneto 1, storica emittente radiofonica del Veneto, ha deciso di intraprendere le vie legali alla Procura della Repubblica nei confronti dell'Ufficio per il servizio di sostentamento delle imprese radiotelevisive e agli investimenti, ufficio che fa parte della Presidenza del Consiglio. Noi abbiamo deciso di denunciare una grave mancanza da parte di pubblici ufficiali che non hanno svolto il loro lavoro. Noi non sappiamo e non possiamo dirlo, ovviamente adesso, se questo lavoro non è stato svolto per un motivo loro interno, perché non ne avevano voglia o per altri motivi. A noi non è dato sapere. Certamente trovare in una situazione un'emittente radiofonica locale come Radio Veneto 1, che è un'entità ormai riconosciuta da tanti anni nel nostro territorio, che venga attaccata, tra virgolette, gli vengano lesi tutti i diritti perché non si sa il motivo, per un'applicazione di una norma sbagliata, per un'applicazione una volta di una norma sbagliata, una volta di una legge sbagliata, un'altra volta perché hanno cercato di, diciamo così, bypassare quello che dice la legge, utilizzando delle loro ricostruzioni completamente errate. Allora a quel punto noi non possiamo altro che, uno, agire penalmente nei confronti del soggetto che ci dà una risposta in 3 diverse PEC completamente diverse l'una dall'altra. E un'altra volta adesso agiremo nei confronti dello Stato per tutelare gli interessi di Radio Veneto 1, che sono interessi lesi, perché è fondamentalmente un interesse leso. Nodo principale della questione, i finanziamenti alle emittenti, negati a Radio Veneto 1, che si è ritrovata così senza introiti considerando l'impossibilità per legge di altre ulteriori fonti di sussistenza. La legge 250 del 1990 dice chiaramente che un'emittente radiofonica, per poter svolgere la propria attività, deve avere un bilancio a zero. Non può percepire utili da parte delle pubblicità e quant'altro. E questo è quello che fa Radio Veneto 1, ossia percepisce per vivere dei fondi dallo Stato. Fondi che al momento attuale gli sono stati negati, Perché gli inspiegabilmente. sono stati negati? Perché hanno applicato delle normative sbagliate. Una volta gli era stato negato perché avevano applicato una legge diversa, un'altra volta perché era stato applicato un articolo diverso, ultimamente perché stanno applicando dei principi che non sono quelli previsti dalla normativa, ossia stanno applicando un parere di una commissione permanente del Senato che afferisce a un altro articolo e non a quello che interessa Radio Veneto 1. Stanno distruggendo una realtà imprenditoriale secondo degli interessi di cui noi non siamo in grado di dire se sono interessi nostri o interessi di altri. C'è da dire che noi già nel 2021 avevamo rappresentato alla Presidenza del Consiglio, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, ai ministri vari, che stavano sbagliando la normativa. Però da allora non è successo nulla. Non ci sono state modifiche e non ci sono state variazioni.